benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di venerdì 16 marzo 2018. Apriamo come di consueto con le notizie dalla Regione perché la seconda commissione del Consiglio regionale ha approvato i regolamenti sui terreni incolti e l'economia solidale. 2 pareri favorevoli unanimi è quanto espresso la seconda commissione del Consiglio regionale ad altrettanti regolamenti deliberati in via preliminare dalla Giunta. Il primo regolamento, disposto ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2020, va ad aumentare gli importi assegnati nel 2011 per gli interventi di recupero dei terreni incolti o abbandonati dell'area montana del territorio regionale. Così, nelle aree primarie, 8.000 euro per ettaro di terreno se la pendenza è uguale o maggiore al 40%, 6.000 euro per ettaro per i terreni con pendenza superiore al 20% e inferiore al 40%, 4.500 euro per ettaro per i terreni con pendenza uguale o inferiore al 20%. Così invece nelle aree secondarie, 4.500 euro per ettaro per i terreni con pendenza uguale o superiore al 40%, 4.000 euro per ettaro per i terreni con pendenza superiore al 20% e inferiore al 40%, 3.500 euro per ettaro per i terreni con pendenza uguale o inferiore al 20%. Gli aumenti si sono resi necessari in quanto molti comuni hanno segnalato che le gare d'appalto andavano deserte causa gli importi non convenienti. Il secondo regolamento attua le norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 4 del 2007. Il documento disciplina le forme di partecipazione all'Assemblea della Comunità dell'Economia Solidale, convocazione e funzionamento del tavolo regionale permanente per l'economia solidale e le modalità di concessione dei contributi. Entrambi entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. A breve verrà sottoscritto un protocollo tra la Regione, le aziende per l'assistenza sanitaria ed il Tribunale per i minorenni per implementare la cultura dell'accoglienza. La Regione sottoscriverà con le aziende per l'assistenza sanitaria, il Tribunale per i minorenni, l'Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia e tutti gli enti autorizzati per le adozioni internazionali un protocollo che ha l'obiettivo di implementare la cultura di accoglienza e solidarietà in materia di adozione e di prevedere un sistema integrato di servizi a sostegno delle coppie nel loro percorso adottivo. Il protocollo, il cui schema è stato approvato giovedì dalla Giunta regionale, si pone in continuità con il precedente documento sottoscritto sempre sulla stessa materia, ma che riguardava esclusivamente l'adozione internazionale. Il testo, predisposto a cura di un tavolo di lavoro coordinato dalla Direzione Regionale Salute, a cui hanno partecipato il Presidente del Tribunale per i minorenni, un referente dell'Ufficio scolastico FVG, rappresentanti dei consultori familiari delle aziende per l'assistenza sanitaria e referenti degli enti autorizzati presenti in Regione con sede operativa attiva, è stato condiviso da tutti i partecipanti. Per garantirne la cooperazione tra soggetti firmatari, la Regione, dopo la sigla del protocollo, attiverà un tavolo di coordinamento che si incontrerà periodicamente. Nelle linee guida si affrontano tutte le fasi del procedimento adottivo, suddiviso in 5 parti. La prima riguarda il momento di informazione e formazione e la seconda si compone dell'avvio dell'iter con la presentazione della domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. La terza fase prevede il conferimento dell'incarico all'ente autorizzato e il tempo dell'attesa in vista dell'abbinamento per l'adozione internazionale. Nel tempo di attesa, sia per l'adozione nazionale che per l'internazionale, la coppia necessita di un adeguato accompagnamento e sostegno. Relativamente all'adozione internazionale, la coppia ha piena autonomia di scelta circa l'ente cui conferire mandato e il tempo di attesa cambia in base alla situazione sociale e politica del paese scelto, al numero di coppie già in lista di attesa, alle disposizioni contenute nel decreto di idoneità del Tribunale per i minorenni e alla disponibilità espressa dalla coppia al momento della proposta di abbinamento. Per quanto attiene invece all'adozione nazionale, il tempo di attesa dipende dal numero di bambini adottabili in relazione al numero di domande presentate. La quarta fase riguarda il momento dell'incontro della coppia con il minore e segna il passaggio dalla fase preadottiva a quella dell'origine di una nuova famiglia e rappresenta quindi un momento altrettanto significativo del percorso. Infine, la quinta ed ultima fase riguarda il post-adozione, che ha inizio a conclusione dell'anno preadottivo per l'adozione nazionale e per l'internazionale dal momento del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso del minore in territorio italiano.
L'esperienza di condivisione quotidiana, che inizia con l'incontro del minore con la famiglia adottiva, continua a necessitare, soprattutto nei primi anni, di un accompagnamento da parte dei soggetti pubblici e privati firmatari del protocollo. A Trieste oltre 400 agenti hanno terminato il 199° corso di istruzione della Polizia di Stato. A salutarli anche il capo della Polizia, Franco Gabrielli. Il lavoro della Polizia richiede esperienza e maturità, ma anche quell'energia che permette di affrontare orari di servizio non sempre favorevoli, e quindi la generazione della Polizia di Stato è un fenomeno positivo per tutti, anche per il Friuli Venezia Giulia che, come gli altri territori del nostro paese, non è indenne da criticità e possibilità di infiltrazioni malavitose. Questo è il concetto espresso dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine della cerimonia di giuramento degli agenti in prova che hanno ultimato il 199° corso di istruzione della Polizia di Stato, svoltosi alla Scuola Allievi Vincenzo Raiola di Trieste. Il nutrito gruppo di agenti formati a Trieste, composto da oltre 400 tra uomini e donne, rappresenta, secondo Gabrielli, il primo segnale di un'inversione di tendenza che negli ultimi anni ha visto contrarsi il numero di giovani usciti dalle scuole della Polizia di Stato. Il capo della Polizia ha infatti rimarcato che entro aprile 2018 entreranno in servizio quasi 3.000 nuovi operatori, con un piano di ripianamento al 50% delle vacanze. Il tema della percezione della sicurezza non è una banalità, ha spiegato, e passa anche dall'effettiva presenza sul territorio. Purtroppo oggi abbiamo organici ai limiti e medie d'età molto alte. La gente ha il diritto di essere protetta e rassicurata e questo è il nostro compito, una missione che sempre di più intendiamo assolvere al meglio delle nostre capacità. Nel corso dell'evento, al quale hanno partecipato tra gli altri la Presidente della Regione, il Questore di Trieste Isabella Fusiello, l'assessore comunale all'istruzione e l'arcivescovo, Monsignor Giampaolo Crepaldi, è stata ricordata l'importanza della vicinanza ai cittadini e della collaborazione istituzionale, che in Friuli Venezia Giulia si è sempre concretizzata con risultati positivi. E avendo l'orgoglio di essere come forza di polizia tra le istituzioni più credibili del Paese abbiamo questa responsabilità, ecco perché a questi ragazzi ho rivolto l'invito a che questa apertura di credito che le comunità rivolgono alle nostre istituzioni, alla missione che ci è stata assegnata debba essere coltivata e rafforzata ogni giorno, perché la credibilità si guadagna con il lavoro, con l'abnegazione, con l'esempio, con il far percepire che non sono le comunità che sono al servizio nostro, ma noi siamo al servizio delle comunità. L'autorità è principalmente servire e su questo credo che ovviamente chi ha molti più compiti e molte più responsabilità dovrebbe avere scolpita questa regola di vita. Ovviamente parlavo a loro, ma parlavo primariamente a me stesso e a tutti quelli che hanno compiti di responsabilità. Questi ragazzi avranno diverse destinazioni, sì. Ma se parliamo del nostro territorio, com'è la nostra situazione di sicurezza? Su che territorio andranno a lavorare? Beh, intanto loro sono i primi di un nutrito gruppo di ragazzi che, invertendo purtroppo una modalità che negli ultimi anni aveva caratterizzato la nostra amministrazione, quindi con poche uscite dalle scuole, invece adesso stiamo per fortuna invertendo la tendenza. Di qui all'aprile del prossimo anno usciranno quasi 3.000 ragazzi e continueremo, c'è un piano straordinario di ripianamento al 50% delle vacanze per i prossimi 5 anni, quindi noi immaginiamo che le scuole debbano sfornare quanti più operatori di polizia, come peraltro stanno facendo le consorelle Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, perché credo che oggi i cittadini vogliano vedere il tema della percezione della sicurezza, che non è una banalità ma alla quale noi sempre più dovremmo prestare attenzione, passa anche attraverso una efficace e effettiva presenza sul territorio. E
e purtroppo, siccome c'è stata una stagione nella quale si immaginava che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri fossero troppi, c'è stato il blocco del turnover e questo ci ha molto falcidiato. Oggi noi abbiamo organici ai limiti, ma soprattutto abbiamo medie molto alte, perché il problema non è solo quello di essere pochi, e il problema molto spesso è quello di essere vecchi, perché questo è un lavoro che si fa sì con l'esperienza, con la maturità, ma si fa anche con l'energia di chi deve affrontare le notti, gli orari non sempre favorevoli, e quindi questa rigenerazione della nostra amministrazione credo che sia una buona cosa per tutti, anche per questo territorio che, come tutti i territori del nostro Paese, non è indenne da criticità, non è indenne da possibilità e a volte qualcosa di più di possibilità di infiltrazioni malavitose, e credo che la gente abbia il diritto, il sacrosanto diritto di vedersi protetta, rassicurata, tranquillizzata, e questo è il nostro compito, e quindi anche oggi con questi ragazzi, e ripeto, sempre più sarà una missione che intenderemo assolvere al meglio delle nostre possibilità e delle nostre capacità. Grazie. È stato presentato uno studio sul sistema logistico regionale per implementare le connessioni tra porti ed interporti. Un'analisi per certi versi rivoluzionaria rispetto al passato, in quanto non focalizzata sulle infrastrutture di rete ma sui nodi, in particolare sugli interporti regionali e sul potenziamento del loro utilizzo in connessioni con i porti di Trieste e Monfalcone e in prospettiva di Portonogaro. Questa è una delle riflessioni emerse da parte dell'amministrazione regionale nel corso della presentazione dello studio, elaborato dall'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi, sul sistema logistico regionale in funzione dello sviluppo dei flussi del traffico delle merci che interagiscono sugli interporti e sui porti della regione, orientato alle modalità di carico unitizzato, convenzionale e project cargo. Tra le finalità della ricerca, nella prima fase, quella di valutare la possibilità di utilizzo degli interporti quali centri di raccolta e distribuzione del carico convenzionale, anche in relazione alla domanda del settore industriale d'area nelle relazioni con i porti regionali. Inoltre è stato fatto un approfondimento anche sulla quantificazione dell'incidenza dell'utilizzo dei nodi intermodali in funzione retroportuale nel contesto delle capacità operative degli scali del Friuli Venezia Giulia. Soggetti interpellati e coinvolti nel progetto sono i gestori delle infrastrutture logistiche di nodo, Interporti di Cervignano, Pordenone e Gorizia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e i cluster industriali d'area attraverso le associazioni territoriali di Confindustria. Il dato che emerge per quel che riguarda i 3 interporti è quello di un volume di traffico ferroviario con ancora un largo margine di sviluppo. Da qui l'obiettivo di creare un cluster logistico che comprenda in maniera funzionale i 2 sistemi regionali, quello portuale e quello degli interporti. A tal fine, nella fase 2 dello studio è in atto una valutazione di possibili modelli di offerta di trasporto intermodale proponibili attraverso l'utilizzo dei nodi logistici, con la prospettiva di favorire l'utilizzo della ferrovia sulle relazioni nodo-porto-nodo e sulle direttrici a medio-lungo raggio, contestualmente al ricorso al trasporto su gomma nei rapporti nodo-cliente-nodo e sulle direttrici a breve raggio. La Regione, ravvisando sulla base degli interventi in essere la necessità di un aggiornamento nella fotografia offerta dallo studio, ha ricordato come il sistema della logistica regionale si regga soprattutto sulla parte ferroviaria. Un settore in cui sono stati fatti importanti investimenti e che nel breve vedranno realizzarsi gli interventi già messi nel contratto di programma con RFI, nonché la velocizzazione della rete utilizzando l'esistente e i cambiamenti tecnologici della stazione di Campomarzio di Trieste. L'amministrazione ha altresì suggerito all'AIOM di inserire nel corso della seconda fase dello studio gli interventi infrastrutturali in atto nei porti di Trieste e Monfalcone, così come i lavori per il raccordo ferroviario dell'Interporto di Pordenone. Oltre a ciò, come è stato rimarcato, serve uno sforzo nella pianificazione strategica, perché è necessario che il sistema collabori ai fini di una riduzione dei costi e di un coordinamento generale, per fornire un'offerta valida affinché le imprese passino dal trasporto su gomma a quello ferroviario.
La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il Piano regionale di tutela delle acque. Il Friuli Venezia Giulia si è dotato per la prima volta nella storia di un Piano regionale di tutela delle acque. Il documento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Autorità di Bacino Distrettuale, è stato infatti approvato in via definitiva dalla Giunta. Il piano, che definisce tutti gli aspetti legati alla gestione idrica in Friuli Venezia Giulia, è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione regionale identifica, in accordo con le indicazioni e le normative europee, gli interventi necessari per tutelare le risorse idriche e garantire la sostenibilità del loro sfruttamento. Nello specifico, il Piano regionale di tutela delle acque definisce il quadro dettagliato della qualità delle acque nella regione e stabilisce le linee d'azione per il suo mantenimento. Il tutto tramite un approccio che coniuga elementi quantitativi, come il minimo deflusso vitale e il risparmio idrico, con altri di tipo qualitativo. Concretamente, quindi, il piano fissa i criteri per l'utilizzo delle acque pubbliche e per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e sancisce la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici. Il Piano regionale di tutela delle acque individua quindi gli interventi prioritari per la raccolta e la depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi provenienti da agglomerati urbani superiori a 10.000 abitanti. Infine, il testo contiene indicazioni sulla revisione e l'adeguamento delle utilizzazioni, il deflusso minimo vitale e le limitazioni alle nuove derivazioni da corsi di acqua superficiali. Un accordo tra Regione e Università degli Studi di Trieste permetterà la collaborazione tra i due enti per studiare le comunità ittiche dei fiumi Isonzo e Vipacco. La Giunta regionale ha approvato l'accordo attuativo che sarà stipulato con l'Università di Trieste per favorire il coordinamento delle ricerche sulla comunità ittica dei fiumi Isonzo e Vipacco. Il provvedimento permetterà alla Regione e all'Università di operare congiuntamente nel settore della ricerca, in relazione alle reciproche e specifiche competenze tecnico-scientifiche, con l'obiettivo comune di ripristinare la biodiversità nei due corsi d'acqua e di raggiungere l'obiettivo della qualità dei corpi idrici, producendo benefici che si potranno estendere alla collettività con la possibilità di divenire nel contempo patrimonio della comunità scientifica. L'iniziativa verrà fatta rientrare nel progetto Crevislin per la gestione integrata degli ecosistemi per lo sviluppo della Green Economy, realizzato nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 e sarà finanziata dalla Regione con la somma di 28.000 euro. Nell'ambito dell'accordo, l'Università di Trieste dovrà provvedere al campionamento dei pesci e all'elaborazione dei dati che saranno raccolti attraverso 4 stazioni di monitoraggio, con l'obiettivo di definire lo stato ecologico della fauna ittica. Sarà altresì effettuato il campionamento della stessa, per consentire la definizione delle comunità ittiche presenti, ponendo particolare attenzione specifica alle specie alloctone e invasive. La Giunta regionale ha elaborato il piano di gestione dei rifiuti che sarà presto sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La Giunta regionale ha approvato i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nell'ambito del piano regionale di gestione rifiuti. I criteri previsti dal documento subordinano la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti da parte di soggetti pubblici o privati a vincoli e limitazioni di natura fisica, tecnica, ambientale, sociale ed economica che concorrono ad assicurare un impatto ambientale sostenibile, oltre a indicare idonee misure di compensazione e a rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa. Il documento, che era già stato oggetto di procedura di valutazione ambientale strategica, è stato adeguato alle osservazioni giunte nel periodo di consultazione pubblica ed ulteriormente aggiornato per adeguarlo alla nuova disciplina organica della gestione dei rifiuti e dei principi di economia circolare, norma approvata lo scorso ottobre per riformare il settore dei rifiuti. Il piano sarà ora inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui deve essere comunicata ogni approvazione o revisione dei piani di gestione dei rifiuti, al fine del successivo inoltro degli stessi alla Commissione europea. Sono stati prorogati fino al 30 giugno gli incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti. I contributi regionali sull'acquisto dei carburanti per l'autotrazione sono stati prorogati fino al 30 giugno.
Lo ha stabilito la Giunta regionale confermando gli importi degli incentivi nelle due diverse fasce in cui è suddiviso il territorio regionale. In particolare per la zona 1, destinata agli automobilisti che risiedono nei comuni svantaggiati o a contributo maggiorato, ovvero montani o parzialmente montani, il contributo totale sarà di 21 centesimi per la benzina e di 14 per il gasolio. Nella zona 2, che raggruppa i comuni a contributo base, l'incentivo totale sarà di 14 centesimi per la benzina e di 9 centesimi per il gasolio. In considerazione della contrazione del potere d'acquisto delle famiglie, la Regione ha ritenuto necessario confermare il provvedimento di sostegno, in attesa che il Governo nazionale e quello regionale possano definire le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti. Le imprese artigiane dal 21 marzo al 30 settembre 2018 potranno presentare le domande di contributo al CATA del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo al Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese Artigiane. La dotazione complessiva del Fondo 2018, ripartita fra i 7 canali contributivi, ammonta complessivamente a 1.600.000 euro. Dalle 9.15 del 21 marzo alle 16.30 del 30 settembre 2018, le ditte interessate potranno inoltrare, esclusivamente via posta certificata, le istanze sulle misure agevolative riguardanti gli incentivi alle imprese di nuova costituzione, finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti, nonché contributi per l'ammodernamento tecnologico. Inoltre, le imprese potranno presentare domanda anche per ottenere incentivi destinati alle consulenze su innovazione, qualità e certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale delle condizioni dei luoghi di lavoro. Infine, le richieste potranno riguardare anche la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere ed il sostegno alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Alitalia fa dietrofront e ripristina il vecchio orario del primo volo del mattino da Trieste a Roma, che torna alle 7.05. Alitalia e Trieste Airport si sono accordati sulla rimodulazione dell'orario del primo volo del mattino in partenza dallo scalo di Ronchi dei Legionari per Roma Fiumicino, spostandolo dalle 6.30 alle 7.05, così come era in precedenza. Confermato invece lo spostamento dell'orario del secondo volo dalle 8.05 alle 11.10. Alitalia precisa che mediamente oltre il 50% dei passeggeri provenienti da Trieste prosegue verso altri scali e l'idea di anticipare il primo volo del mattino alle 6.30 era nata per permettere ai viaggiatori di avere accesso agevole a tutte le coincidenze in partenza da Fiumicino. Il volo delle 7.05 consente comunque di arrivare a Roma in tempo per poter usufruire di molte coincidenze in partenza verso gli aeroporti del Sud Italia, le destinazioni internazionali e quelle intercontinentali. I carabinieri della compagnia di Palmanova hanno scoperto un traffico di prostituzione attivo tra 3 regioni del nord Italia. Un'indagine avviata nel 2017 dai carabinieri della compagnia di Palmanova ha permesso di scoprire un traffico di prostituzione tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono stati arrestati 13 cittadini cinesi e altre 17 persone sono state denunciate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. 12 centri massaggi e 5 auto di grossa cilindrata per un valore di circa 800.000 euro sono stati sequestrati. Già lo scorso anno, quando l'indagine era partita, erano state arrestate 5 persone, denunciate altre 7, sequestrati 2 centri massaggi utilizzati per l'attività di prostituzione. Sabato 17 marzo al Kulturnidom di Gorizia in via Brass 20 alle 20.30 nell'ambito della 23esima rassegna nazionale teatrale Un castello di risate andrà in scena la commedia Che nome ghe daremo? Della compagnia teatrale Il Gabbiano di Trieste con adattamento e regia di Riccardo Fortuna. Domenica 18 marzo dalle ore 9 a Fogliano è tempo di mini rugby. E oltre 300 bambini si sfideranno sul manto erboso dello stadio di via Atleti Azzurri d'Italia per il primo torneo Città di Fogliano, riservato ai ragazzi under 6, under 8, under 10 e under 12. E sono aperte fino a lunedì 19 marzo le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza organizzato dal Comune di Gorizia nell'ambito delle attività del Corpo di Polizia Locale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.gorizia.it.
Ed ora le previsioni meteo a cura di Osmer ARPA FVG. Sabato 17 marzo su tutta la regione cielo coperto. Nel corso della giornata saranno probabili precipitazioni via più diffuse e più abbondanti ad est. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10 gradi e la minima di 7. Domenica 18 marzo, di notte e primo mattino residue deboli nevicate sui monti oltre i 600 metri. In giornata cielo in genere nuvoloso senza precipitazioni. Soffierà bora moderata in pianura e sostenuta sulla costa, specie in serata. La temperatura massima registrata sarà di 9 gradi e la minima di 1 grado. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.